Innanzitutto ingredienti, che a Vignole i game praticamente sotto casa, come potete vedere. Questa è l'erba cipollina, aspetta che vedere bene, ecco, l'erba cipollina. Questi invece sono i famosi denti dei cani, vedete? Ormai insomma è primavera, guarda che roba, basta torni su. Io sarei ancora quei piccolini, tipo questi qua, ecco, oppure questo qua. Come potete vedere ho fatto 20 passi di l'erba cipollina, e lì sotto il vecchio leaf i denti dei cani. Amici di Vignole, bentornati a mangiare bene e spendere poco. Gli ingredienti vi ho già fatti vedere, no? È praticamente a chilometro zero, che basta andare per le scale, fuori 20 metri e troviamo l'erba cipollina e i denti dei cani. La ricetta che vi propongo ancora è una... No, va bene per Pasqua, quindi sti di chi a parte che ancora la neve, ma va bene per Pasqua, quindi per primavera, insomma, primi di primavera. Si tratta di fare la fortaia di Pasqua. Dammela fare sempre, no, che buona. Allora, 2 o 3 uovi, dipende quanti che mangi, insomma, anche 5, 10, insomma, se vuole fare un fortaion, vabbè. Dopo sbattete un po' tutto e dentro l'erba cipollina tagliata su a tocchettini, piccoli ovviamente. Quando si è pronti, cioè che si abbiamo amalgamato, un po' di sale, un po' di pepe e zone la padella sotto che hai messo un pelo di burro o olio, insomma, che non attacca tutto, e fai la fortaia. Occhio che a un certo punto bisogna voltarla, allora sopra un'altra padellona grande, tracchete, non stai sotto perché spacchi su tutto e fai proprio la stracciatella dei uovi, quindi è un'altra ricetta quella. Allora, quando le cotta da una banda e dall'altra, gli metti sopra un po' di fogliette di denti dei cani. E dove è il trucco? Che mi sono smentegato, dovete tenere via un po' di ovi sbattuti, no? Con la sciara. A quel punto, quando ve le messo sopra le fogliette, gli mette un po' di sto cosa che avete tenuto via, di ovi sbattuti, e che butta proprio sopra, in modo che la quarta e la tei dentro, no? Non è mia fine qui, non è mia fine qui, perché il tocco per Pasqua, e questo tipo di essere anche un bel piatto unico, insomma, è sparasi verdi, bianchi, quelli che volete voi. Chiaramente prima vi mettete un'acqua bollente, fai cosa, no massa, adesso è un po' croccantini, insomma, vabbè, se qui di zampana è il massimo, ma insomma, quel che trovate. E prima di servire sta fortaiona, piccola, grande, che mettete le bande proprio a raggiera, sti sparagi. Guardate, una volta che l'hai mangiata, doveva di fare un'altra volta. Non vi dico altro. Provare per credere. La fortaia di Pasqua.